L'avete beccato? Diciamo che lo hanno arrestato. Daniele, titolare insieme al figlio Matteo dell'Enoteca Piper in via Castellana a Zelarino, adesso sorride soddisfatto. La polizia ha arrestato il ladro di origine tunisina che in mattinata aveva assaltato il loro locale entrando dal retro dopo aver infranto la porta a vetri con una bombola di gas. Questa mattina alle 6 c'è scattato l'allarme di intrusione del nostro locale. Noi siamo intervenuti prontamente per vedere cosa era successo e c'era un furto in atto, ovviamente. Una persona che ha scasinato la porta tentava di portarci via del materiale, che poi al nostro arrivo, dopo averlo identificato che eravamo lì, è scappato via. Noi a distanza lo seguivamo un attimino, nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine. Si tratta del 15° colpo in 10 anni, 3 soltanto l'anno scorso, tra aprile e ottobre l'arresto in mattinata poco distante ai campi sportivi dopo un inseguimento roccambolesco, raccontano padre e figlio, e grazie al monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza poste all'esterno del locale prima e poi al tempestivo intervento della polizia arrivata sul posto con diverse volanti. E l'hanno bloccato e arrestato dopo un inseguimento a dir poco rocambolesco. Gli inquirenti non escludono il ladro possa essere lo stesso che nei giorni scorsi ha messo a segno altri colpi, sempre in zona Mestre e Marghera, utilizzando il tombino come ariete. I ringraziamenti dei titolari del Piper e ai poliziotti della Questura di Venezia. Bisogna spendere due parole per i ragazzi che hanno operato, sia della squadra mobile che delle volanti, che hanno fatto un lavoro meticoloso. E dopo l'assalto nel pomeriggio ha fisso sulle vetrine del locale il cartello "Aperti per furto", tra provocazione e conforto.